Matteo Benedetti, reduce proprio da pochissime ore dall'inferno del nord, la Parigi-Roubaix, che rappresenta il punto finale di un'avventura che ti ha portato a vivere, a percorrere tutte le 5 gare storiche del ciclismo mondiale. L'idea è nata dopo la Milano-Sanremo nel 2013, che ho condiviso con un mio compagno di squadra, Denis Seoane, e da lì è un po' nata l'idea di fare tutte e 5 il classico monumento, così chiamate. E dopo è stato un periodo un po' che mi ero orientato al nuoto, all'organizzazione di gare, non ho avuto tempo per proseguire. Nel 2017 mi sono iscritto alle Fiandre con qualche dubbio, devo dire, invece la gara è andata molto bene, sono andato anche lì con dei compagni di squadra. Poi l'anno scorso mi sono lanciato con la Liegi-Bastogne-Liegi e Lombardia, e l'altro ieri ho fatto appunto la Parigi-Roubaix concludendo le 5 classiche. Qual è la più dura e qual è la più bella? Ma partiamo dalla più bella, sicuramente è il Fiandre, è una gara unica, anche con queste zone di pavé in salita è molto difficile, però non è impossibile. La più dura sicuramente è la Liegi-Bastogne-Liegi, che sono 274 km con 4.200-4.400 di dislivello, però non ci sono salite perché sono tutti strappi da 1 chilometro, 1,5 km, 38 strappi. E poi la Milano-Sanremo, che è molto pericolosa, però anche se lì sbagli qualcosa non perdona, perché sono 300 km con i primi 160 tutti a palla. Cosa ti porterai dell'inferno del nord, l'ultima in particolare, un'immagine che ti resta? Ma un'immagine che mi resta è il pezzo all'interno della cosiddetta La Foresta, che hanno messo appunto anche le transenne in modo, perché si vedeva anche ieri nella gara dei pro che tendono a stare sui lati dove comunque è meno sconnesso. Lì hanno proprio fatto sta colonna di transenne e lì mi porto le conseguenze ancora sui polsi. Comunque è bella gara veramente, anche la Parigi-Roubaix. Senti, c'è anche qua in Friuli la possibilità che si creino delle grandi classiche dove oltre al passaggio dei professionisti ci si può misurare anche, insomma, certo da allenati, ma anche se non si è nibali? Beh, c'è stata l'esperienza di quando c'è stato il passaggio su Cividale, Porzus, fatto appunto magicamente da Enzo Kainer, un percorso impeccabile, dove il giorno dopo dei pro è stata fatta la gara degli amatori, dei comunque non professionisti, sullo spirito appunto di queste gare nordiche. Secondo me il comitato di tappa organizzativo dovrebbe insistere su queste cose. Le salite ci sono, i posti sono magnifici, ogni volta che torno qua dopo queste gare rimango estasiato comunque dei nostri territori. Parlavi prima anche della tua attività di organizzatore di gare, adesso ne hai 2 in programma, insomma 2 esperienze che si ripetono, una tra poco, una inizio settembre. Sì, adesso abbiamo il campionato regionale a Lignano il 27 di aprile di triathlon il sabato, la domenica c'è una gara di qualifica di swing run per l'Aquatic Runner e la gara dei ragazzini sempre domenica in duathlon. Invece l'8 di settembre c'è il secondo campionato del mondo di Aquatic Runner, sta andando avanti anche quella molto bene, l'anno scorso 22 nazioni. E adesso le grandi classiche le hai fatte, prossimo obiettivo? Ironman ne ho fatti un paio, adesso anche gare lunghe di nuoto ne ho fatte. Ci sarebbe quest'idea di questa gara nel deserto a piedi, ma non lo so, è ancora una chimera, vediamo.